iniziamo con una domanda un po' non pertinente per linee ufficiali, ma forse anche un po' impertinente per l'argomento. Si mormora, siccome le banche hanno comunque una grande influenza ovviamente sulla vita di tutto il paese, in particolare sulla vita industriale, ma anche delle singole persone. A Vicenza è in atto una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la Popolare di Vicenza, che è reduce da una gestione messa sotto accusa anche dalla magistratura. Ma al di là di questo si sta passando dalla vecchia gestione, presidente Zonin, a un possibile nuovo presidente che dovrebbe essere, leggendo la stampa, Dolcetta, che è vicepresidente della Confindustria Nazionale ed è un noto imprenditore vicentino. Ecco, Dolcetta ha contestato la linea, ha confermato la linea di Confindustria verso un contratto che fosse unificato, e ha contestato il suo presidente Squinzi, che invece di fatto è andato a far firmare un contratto nel settore dei chimici che non trovava la sua adesione. Quindi suo parere su Dolcetta dal punto di vista sindacale e sua idea anche personale su Dolcetta possibile presidente della Banca Popolare di Vicenza. Ma sul piano contrattuale, quindi sindacale, Dolcetta rappresenta la linea più intransigente di Confindustria in questo momento qua, e di fatto una linea che vorrebbe sostanzialmente la cancellazione del contratto nazionale, delegando la contrattazione a un unico livello e sicuramente con un contratto nazionale senza aumenti di costo. Ecco, per noi ovviamente questo è l'esatto contrario, perché per noi il contratto nazionale ha un ruolo fondamentale, unificante dei diritti, ma anche erogatore, autorità salariali, insomma erogatore di salario. E quindi la contestazione dentro la Confindustria riguarda proprio questo, e Dolcetta insieme alle Confindustrie di Vicenza, Treviso e Padova rappresenta la linea più oltranzista e intransigente. Per quanto riguarda le banche, intanto non ne faccio una questione di nomi o di cariche, il punto che sottolineo è questo: c'è insomma una gestione opaca in generale, che ha portato a queste situazioni. Ora molto si parla del destino della Banca Popolare e anche dei debiti che sono stati più o meno nascosti anche alle autorità. Il problema è che dietro a quei debiti non ci sono solo i grossi azionisti, che poi sono anche le imprese più significative a Vicenza. Ci sono anche interessi molto più spicci e economici dei risparmiatori, che sono poi anche i lavoratori e pensionati. Allora è un dramma il pensare che si dice appunto da un lato che bisogna che i lavoratori siano partecipi ai destini dell'impresa, che contribuiscano anche economicamente eccetera, e dall'altro lato c'è una gestione di questo tipo del denaro di lavoratori pensionati, di cittadini in genere. È veramente una cosa inaccettabile. Ora, quello che può avvenire, al di là di chi prende la carica, è che noi auspichiamo che ci sia intanto una trasparenza nella gestione delle risorse. Gestione di risorse che ancor di più devono andare a sostenere veramente progetti per l'economia vicentina, e progetti di sviluppo, di innovazione, investimenti, altrimenti le gestioni di tipo finanziario speculativo ci portano a queste situazioni.